Abbiamo deciso per ricordare un momento storico anche diciamo, della vita del paese, che era l'usanza dei paesani di sedersi su questo travo, e lì c'erano discussioni a volte anche molto aspre, specialmente di politica. Infatti Sonego era identificata nel paese di Fregona come il paese più apertamente, dove si facevano discussioni politiche riguardanti la vita del paese, il comune, l'uso dell'acqua, l'acquedotto. Ecco, una discussione molto animata era anche quella sull'acquedotto di Fregona, che era, a quei tempi c'era sempre mancanza d'acqua nel comune, e una delle discussioni più infervorate erano quelle sull'acquedotto di Fregona, per fare un esempio, insomma. Era un punto sociale, era riconosciuto anche a livello di tutto il comune di Fregona. Il travo era un'istituzione ormai, e ricordo anzi che nell'anno che è stato tolto c'è stata anche una specie di rivolta, diciamo, perché è stato tolto durante la notte antestante le palme, che era usanza nel paese di fare degli scherzi nel paese, e la leggenda racconta che gli abitanti di Fregona sono venuti, hanno trafugato il travo per fare una specie di scherzo e l'hanno portato via, e da quella volta il travo non c'è più stato, insomma, nel paese. Sì, intanto questa esperienza è stata un affezionarmi anche al paese, appunto perché i paesani venivano qui e passavano il tempo con me a controllare anche l'andamento dell'opera. Tanto più perché i personaggi rappresentati sono stati i loro parenti stessi, che adesso sono defunti, quasi tutti, e quindi i paesani di adesso si riconoscono proprio in quest'opera, riconoscono i loro parenti e quindi ci tenevano all'attinenza, alla somiglianza di ognuno di questi ritratti, perché alla fine ognuno è un ritratto di uno dei loro parenti. E il progetto iniziale non era così definito a questo livello, ma man mano che andavo avanti, questi amici, diciamo, che sono diventati, intervenivano dandomi anche nuove foto da adattare sul momento, per cui ecco, hanno contribuito specificando ogni dettaglio per loro che conoscevano com'era. Insomma, ci tenevano, ecco, alla fedeltà del dettaglio. Anche per esempio nella mussa, quella slitta a portafieno che ho aggiunto, non era nel progetto, ma me ne hanno parcheggiata qui un giorno perché la rappresentassi, ecco, ed è stato anche divertente, ecco.